Classica partita di fine stagione ad Aragona tra i padroni di casa ed il Campofranco, che prima del fischio iniziale hanno assistito all'esibizione dei bambini della locale scuola calcio. Il neopromosso Campofranco era già con la testa alle vacanze e all'Aragona bastava un solo punto per la matematica salvezza. Hanno avuto la meglio le maggiori motivazioni dei padroni di casa aragonesi, che chiudono il campionato con questa salvezza che era stata messa un po' in discussione prima della pausa natalizia, quando la squadra navigava nei bassifondi della classifica. Il sapiente lavoro della società e soprattutto quello di mister Falsone hanno fatto sì che si chiudesse addirittura a centro classifica in virtù degli altri risultati. La gara è stata condizionata anche da un caldo torrido per questo periodo, con il Campofranco del duo Torrecorsa-Sclafani che è sceso in campo con una formazione imbottita di juniores che avevano avuto poche possibilità di giocare. Alla fine ne è uscita una gara con 5 gol e altrettanti evitati dai due portieri, di cui un paio di ottima fattura, come la splendida punizione dello specialista di Salvo. Una doppietta ciascuno poi per il giovanissimo figlio d'arte Gaetano Falsone per l'Aragona e per il bomber rumeno Cozma per i campofranchesi. Termina il campionato per le due compagini. L'Aragona avrà da rifondare una squadra a partire dalla scelta dell'allenatore per poter essere protagonista nel prossimo campionato di promozione, mentre il Campofranco dovrà subito rimboccarsi le maniche per il prossimo campionato di eccellenza, storico traguardo raggiunto da una incommiabile dirigenza e da un nutrito gruppo di bravi giovani locali insieme a qualche big di fuori, ma soprattutto da un'intera comunità, quella campofranchese, che è stata non il 12° ma probabilmente il primo uomo in campo. Una partita con una sconfitta indolore, però un campionato esaltante. Sì, una sconfitta ci poteva anche stare, ragazzi oggi sono scesi in campo, è normale che le motivazioni erano diverse rispetto a quelle dell'Aragona, poi noi venivamo da quasi 15 giorni di inattività per i festeggiamenti che ci sono stati, quindi niente, c'è solo da elogiare questi ragazzi. Finalmente è finito questo campionato, è stato abbastanza duro, però l'importante era arrivare all'obiettivo prefissato dalla cittadinanza, dalla società, e ci abbiamo fatto e quindi siamo abbastanza felici.